Buonasera e ben arrivati al dopo partita, prima puntata del 2017, questo lunedì 2 gennaio. Salutiamo subito Gigi Ravaglia e finalmente con noi l'allenatore del Limonese, Francesco Baldini, ben arrivato. Grazie, buonasera. E buon anno naturalmente. Buonasera e buon anno a tutti i telespettatori. Anche se purtroppo dobbiamo aprire l'anno con un saluto che vogliamo fare tutti insieme, Limonese Calcio naturalmente, Gigi Ravaglia che mi diceva fuori onda tante cose belle di lui, come tante cose belle di lui potrei dire io. E visto che è stato per 3 anni e mezzo il mio direttore a Tele 1, stiamo parlando di Graziano Bassi che si è spento il 30 di dicembre, di cui domani 3 gennaio ci saranno i funerali. Il tuo saluto anche. Sì, ho girato 10 anni in macchina con lui, è stato presidente per 10 anni dell'Imolesi, in macchina, in pullman, abbiamo fatto i ragazzi insieme, abbiamo fatto trasmissioni in radio, non si sapeva chi era lui ma più o meno tutti lo sapevano, i figli delle stelle, Gigi con baffi, senza baffi, Gigi and Gigi. È stato presidente di tante associazioni, perciò è un grande ristoratore, ha gestito per tanti anni l'Hotel Olimpia, tutte le squadre, le maggiori squadre di Serie A sono passate da Imola, hanno giocato con l'Imolese, l'ultima grande, mi ricordo il Milan con 10.000 persone allo stadio, il mister spera di arrivarci presto ai 10.000. Ciao, quindi Graziano, io ho scelto nel mio profilo Facebook una foto di lui che sorrideva, che ci abbracciavamo perché il suo sorriso trasmetteva tanta energia, tanta esperienza che ci ha trasmesso a tutti. E naturalmente qualcuno ha anche detto dal di là organizzerai tante cose perché sa organizzare pranzi, sa organizzare feste, sa presentare, sa fare tutto, quindi sicuramente ci guarderai e organizzerai tante cose per noi anche da lassù. Francesco Baldini, apriamo questo anno facendo naturalmente un bilancio di questo 2016 che si è chiuso da pochi giorni, la squadra dell'Imolese, qui devo andare purtroppo nella cronaca sportiva, può dirsi soddisfatta o mancano alcuni punti come durante le nostre trasmissioni abbiamo detto? Ma penso che l'intervista, le parole più giuste le abbia usate il Presidente qualche giorno fa su un'intervista dove diceva che ci sono tante cose positive perché in un breve lasso di tempo abbiamo dato un'identità ben precisa a questa squadra che era quella che era la cosa prioritaria che voleva il Presidente. Il Presidente voleva creare qualcosa di, tra virgolette, speciale a Imola e quindi abbiamo creato un'identità che ormai fa parte della prima squadra, fa parte del settore giovanile, un modo di giocare che identifica bene l'Imolese, però ci sono ancora cose da migliorare e sicuramente volevamo tutti quanti noi avere qualche punto di più, volevamo vincere qualche partita in più, però c'è consapevolezza di essere cresciuti tanto in questo periodo, di non essere più quelli di un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. Veniamo da 7 risultati utili consecutivi, anche se in mezzo ci sono qualche pareggio di troppo, e si assapora che questa squadra è in netta crescita, ma soprattutto sotto il punto di vista della consapevolezza. Aveva qualche difetto sotto questo punto di vista questa squadra, non sapeva e non riusciva a capire quanto poteva essere forte, e nell'ultimo mese e mezzo secondo me l'ha capito. Ecco, ora ci sono di mezzo qualche pareggio di troppo e dobbiamo accelerare perché come ho detto ai miei giocatori 29 fa 58, non basterebbero neanche per arrivare sesti e quindi nel girone di ritorno se vogliamo veramente realizzare il nostro sogno dovremmo fare dai 36 ai 37 punti. La matematica non è un'opinione, io vivo con i numeri, chi mi conosce sa che vivo sulle statistiche, sui numeri e studio tutto quanto, quindi vuol dire fare 8, 9, 8, 7, 8, 9 punti di più e quindi è logico che bisogna accelerare. Anche se poi la prima ha 32, quindi fa 64, non è che sì, però io non lontano, se in questi conteggi certo. Non è detto che 29 sia il sesto posto. No, però alla fine i numeri contano e secondo me chi vincerà questo girone arriverà a 68-69 punti. Bettati, Sicu, Siviglia, tanto per citarne alcuno, anche diciamo, la fortuna non è stata dalla parte dell'Imolese, se tutto si compensa qualcosa dovrebbe Sì, Gigi, te mi conosci e sai che non avrei mai messo le mani avanti sotto questo punto di vista, però la vera Imolese secondo me non c'è mai stata, mi viene da dire, nel senso che
chi è andato in campo ha fatto sì che a questo punto la squadra avesse delle consapevolezze importanti, quindi gli va dato grande merito. Mi riferisco ai Bertoli, mi riferisco a tutti quelli che hanno sostituito, tra virgolette, i big. Un big come Sivilla non l'abbiamo mai avuto, e era un giocatore che è un giocatore che in 2 anni ha fatto 38 gol, quindi era un giocatore che era stato preso con la speranza di farci fare la differenza, non l'abbiamo mai avuto. Bettati ha fatto solo 6 partite, detto questo però sai come sono fatto, quindi penso di avere ottime alternative, di aver avuto ottime alternative, e le alternative tra virgolette, che sono alternative tra virgolette, come dicevo, sono quelle che ci hanno fatto essere ancora lì aggrappati. Ora dobbiamo accelerare, è arrivato un altro giocatore importante che ci può dare una mano, però te sai che abbiamo avuto qualche problemino con Ferretti, quindi neanche la ripresa avrò la squadra al 100% perché ha avuto un problemino a una spalla, una fratturina alla spalla. Come vedi non sono infortuni muscolari, segno dell'ottimo lavoro che sta facendo il mio staff anche sotto il punto di vista atletico e fisico, perché sono tutti infortuni, chi una caviglia, chi un ginocchio, chi una spalla, e sono quelli che ci si può fare meno in assoluto, ecco, sotto il punto di vista della prevenzione. Altri infortuni sono diverso tempo che non ne abbiamo a livello muscolare, quindi stiamo facendo un ottimo lavoro, la squadra fisicamente sta bene. Ci aspetta un girone di ritorno importante, ma i ragazzi ne sono consapevoli. Hai detto Bertoli, aggiungerei anche Tattini e Scalini, sono giocatori che altre squadre penso non abbiano, potrebbero giocare penso dappertutto, e sono ragazzi seri che ti possono dare, anzi ti stanno dando una grossa mano. Ho fatto il nome di Bertoli, ho aggiunto gli altri, ma non tralasciando sicuramente nessuno. Te sai Gigi che con me in questo momento hanno giocato tutti quanti, e penso che sia la cosa più bella. Io amavo gli allenatori quando giocavo a calcio che facevano sentire tutti importanti, e mi sono giurato quando giocavo a calcio che se avessi fatto l'allenatore il mio modo di gestire la squadra sarebbe stata questa. Ho chiesto alla società e mi hanno accontentato 22 titolari all'inizio dell'anno, e la società è stata molto brava e mi ha accontentato. Qui ha giocato Mastro Pietro, che faccio un esempio è il secondo portiere, ha fatto 7 partite, Stancampiano ha capito la situazione, è un ottimo professionista, come hai detto te, Tattini, Scalini, Sicu, ma potrei metterci dentro anche i giovani, perché Martedì è un giocatore che giocherebbe da tutte le altre parti in Serie D, Saporetti uguale, ma lo stesso Carboni, se non si fosse fatto male, avrebbe fatto le sue 12-13 partite fino ad ora, quindi è il mio modo di gestire la squadra. Arriveremo in fondo che se centreremo il nostro sogno tutti saranno stati protagonisti, e penso che sia la miglior cosa. Appunto, ti seguo punta a ruota, hai detto martedì, il 98 ha un'importanza vitale, diciamo. Sì. Secondo me è più importante il 98 basso o il 98 alto, tanto per dire, martedì secondo me ti dà più soluzioni in attacco, ti dà più possibilità magari di scambio? Assolutamente sì, martedì mi dà la possibilità di giocare con i 3 vecchi, diciamo così, davanti. Abbiamo preso anche Longobardi, quindi abbiamo Longobardi, Ferretti, Ambrosini e Tattini, che sono giocatori che possono fare la differenza in questa categoria e in tutte le altre squadre. È logico che il sogno di un allenatore è poterli schierare tutti quanti insieme. Questa categoria ci dà l'obbligo del giovane, e quindi alcune volte avrò il portiere vecchio con i 4 giovani in campo, alcune volte avrò il portiere giovane con solamente i 3 under in campo, e quindi una possibilità in più di schierare il vecchio, ma i ragazzi sanno che utilizzerò questo metodo fino alla fine, in base a cosa lo utilizzo, agli avversari, al tipo di partita, alle sensazioni che ha poi alla fine un allenatore, quindi però mi interessava che i ragazzi capissero presto questa metodologia. Ci hanno messo un po', però ora ci siamo, e quando ti ho detto prima che secondo me ora ci siamo è perché doveva passare un po' di tempo, io dovevo conoscere loro dovevano conoscere me, e io penso di fare un tipo di calcio diverso da quello che la maggior parte di loro ha mai fatto fino a questo momento, e quindi ci voleva. I punti persi finora sono figli di uno step che secondo me nel calcio ci sta. Poi tutti quanti noi abbiamo, io per primo, poca pazienza, però non è facile mettere insieme 30 persone, compreso lo staff, e farli pensare in un'unica maniera, ecco, ci vuole del tempo.
Serviva un po' di rodaggio. Ora mi viene da dire però che sento che siamo arrivati, quindi sono molto fiducioso. Sarebbe una coltellata al cuore se mi accorgessi, non so, la prima partita di San Giovanni, che è una partita difficile per tanti motivi e tanti aspetti, si facesse dei passi indietro, sarebbe una coltellata, perché non me l'aspetterei, perché sento veramente che la squadra è arrivata in questo momento. Chiedo alla regia, scusa Gigi, di farci vedere un attimo la classifica, se possiamo, perché prima l'ho accennato, sono soltanto 3 i punti che distanziano la prima della classe, il Delta Rovigo, dal Limolese, 32-29, ci sono però tante squadre lì. Allora la domanda, poi Gigi ti ridò la parola, è un girone più equilibrato del previsto, più difficile del previsto, o è quello che Baldini si aspettava? Ma tanti all'inizio hanno detto... Doveva essere facile. No, tanti all'inizio hanno detto che sì, come hai detto te, che questo girone sarebbe stato molto più facile dell'anno scorso. Io ho sempre detto che sarebbe stato molto più difficile l'anno scorso, perché la difficoltà dell'anno scorso era semplicemente il Parma. E poi, questo Gigi l'ha detto. E poi le altre squadre, sapendo che avevano il Parma nel girone, hanno giocato a ribasso, perché cosa mi vado a spendere i soldi per competere con chi? Col Parma che spende 3 milioni di euro in Serie D per fare la squadra. Quindi secondo me il livello generale dell'anno scorso era un po' più basso di quello di quest'anno. Quest'anno abbiamo le toscane, che andare in Toscana a vincere le partite, io sono toscano e non è mai semplice, e quindi io penso che sia livellato, mi viene da dire in positivo, perché poi quando i campionati sono così è segno di positività, che il calcio insomma sta crescendo qualcosa, quindi io penso che sia livellato in positivo. Poi la fortuna è che non c'è il Parma dell'anno scorso, ma c'è il Delta Rovigo, che quando era quintultimo in classifica io dicevo dobbiamo stare attenti al Delta Rovigo, che sarebbe arrivato, quindi ora è arrivato. Sono molto felice di aver letto dichiarazioni del loro allenatore che dice che a fine campionato sarà il Delta a vincere il campionato. Io sono contento di questo. Io però gli dico che l'Imolese sarà difficile che molli la presa sul Delta Rovigo, quindi gli dico sì, che mi va bene che sia convinto, però secondo me deve stare molto attento all'Imolese. Ho parlato appunto con Paolo Dal Fiume, te l'ho detto, sì. Ho parlato con Franco Farnetti, le saluto tutti e due, ci ascoltano regolarmente la nostra trasmissione, e mi hanno detto appunto Rovigo, possibilità illimitate di spesa, un biennale per andare in Serie B parlavano, cioè C immediata e non si discute, 2 anni per andare in B e poi si fa la programmazione per andare in A e per starci. Stanno comprando altri giocatori buoni, ne hanno già tantissimi. Paolo mi ha detto l'unica cosa che può eventualmente metterli in difficoltà è quello che è successo appunto noi col Gualdo, nel senso che il Gualdo alla fine del giro d'andata era ultra sicuro di vincere il campionato, più 8 sull'Imolese. L'Imolese è rimasto, secondo me, anche molto brava a sgravare di tensione la squadra, a non creare problematiche o meno, cioè abbiamo sempre fatto la rincorsa su quella che era la favorita. Potrebbe appunto succedere anche questo, secondo me è bene che l'Imola ci creda, è bene che l'Imola coltivi il grande sogno, lo alimenti il grande sogno per la tifoseria, per tutto, però lasciamo a loro le responsabilità e poi eventualmente giochiamocela tutta. Ti rispondo perché i miei colleghi del mio girone quest'anno sono stati, mi viene da dire, diciamo furbi, va, nel senso che all'inizio ci hanno additato e ci hanno puntato il dito in maniera clamorosa come la squadra più forte, la squadra in assoluto che straccerà il campionato, e secondo me la mia squadra non era ancora pronta ad essere etichettata come la squadra più forte e ne abbiamo subito un po' le conseguenze. Io ora sono molto contento che gli altri si prendano la briga di dire che vinceranno il campionato. Io sono uno però che quando ho qualcuno davanti vedo rosso come i tori. Sono sempre stato così anche calcisticamente parlando. Io ho fatto il calciatore non perché ero bravo
Io ho fatto il calciatore perché... Non si fanno 153 presenze a Napoli però per non essere uno dei ti assicuro che delle 153 presenze, 149 l'ho fatte con la grinta e la cattiveria, tra però virgolette. Sì, assolutamente, ma poi ci sono... Però io vedo rosso e quindi a me mi va bene avere qualcuno davanti, mi va bene che qualcuno creda che sia facile vincere questo campionato, come lo credeva il Cuneo quando io ero a Sestri Levante, poi gli siamo arrivati a un punto e se c'era una partita il campionato l'avremmo vinto noi, quindi io sono molto contento e ripeto, questa tranquillità me la dà la squadra che sento che è pronta ora per essere protagonista. All'inizio non era pronta per essere protagonista e io l'ho sempre dichiarato. Una curiosità per la tifoseria, Scalini Selvatico, tutti mi dicono ma sono compatibili? Io sono un palinato sia dell'uno che dell'altro, Selvatico l'ho seguito 2 anni fa quando faceva gol regolarmente, calciava delle punizioni incredibili, anche questo ti chiedo, perché non facciamo gol su punizione? Poi Scalini Selvatico sono 2 che secondo me possono tranquillamente dare perché se esistono le categorie come esistono e se Selvatico è un ragazzo che gioca in Serie D con le qualità che ha, vuol dire che ha avuto qualche problemino, tra virgolette, non sono problemini, però si è preso Selvatico perché doveva far gol su punizione e quando uno non è pronto mentalmente e si carica di responsabilità poi è quando non c'entra la porta neanche da 3 metri. E è quello che è successo a tutta la mia squadra, in tutti i ruoli, cioè è venuto qua giocatori e si è parlato subito di Lega Pro, si è dato subito importanza a quello che era il futuro in maniera importante, ma non erano pronti a caricarsi sulle spalle, nessuno di loro era pronto, forse mi viene da dire quelli un po' più caratterialmente, mi viene da dire Stancampiano, Rullo, Ferretti, ma gli altri, a partire da Selvatico, non erano pronti a caricarsi sulle spalle questa importanza e abbiamo pagato, io per primo, la squadra, la società, però ora non è più quelli Molese lì. Ora vedo dei ragazzi che li guardo negli occhi e li vedo pronti. È stato un momento di crescita importante, ma come è stato un momento di crescita importante lo sfogo a fine partita con il gruppetto dei nostri amici tifosi. Sono stati tutti step che abbiamo dovuto passare e che abbiamo passato. E ora non siamo più quelli di 2 mesi fa. E quindi con questo non vinceremo tutte le partite da qui alla fine, però l'Imolese c'è. Ora mi viene da dire che c'è. Un mese fa non te l'avrei detto che c'è. Ora ci siamo. Longobardi lo chiamano il Cagnaccio anche forse perché appunto la sua... ti assomigli un po' come giocatore, come caratteristiche, logicamente facendo le proporzioni della categoria. Mancava forse un po' anche il leader in campo, il leader nello spogliatoio, l'hai preso anche per questo? È qua per questo, ma con la consapevolezza che ha davanti ora un gruppo di giocatori importanti. Non credo molto, ma non l'ho mai creduto neanche in passato, nel leader singolo. Io credo nel leader di squadra, cioè nel leader, si vince quando la squadra diventa leader. Quando c'è un singolo giocatore leader, solamente l'allenatore leader, solamente la società leader, difficilmente si vince. Ora la squadra è diventata una cosa sola, sapevano di non poter fare l'ultimo dell'anno insieme, si sono ritrovati il giorno prima e l'hanno festeggiato il giorno prima, cioè ora sento che il leader è il nostro modo di far calcio, il gruppo in generale, quindi Longo si inserisce in un contesto dove sicuramente sotto quel punto di vista lì si può dar tanto. Mi auguro solamente che stia bene di poterlo insomma inserire già da domenica. Ecco. Mister, 2 battute, una sul presente e una sul passato. Quella sul presente, visto che è stato un piccolo conflitto con un gruppo di tifosi sì, qualche mese fa, alla fine di una gara, mi ha meravigliato perché uno che ha sentito la pressione di Napoli, con i problemi di Napoli, con la fascia da capitano, discutere con 4-5 persone a Imola mi ha un po' meravigliato. Come mai, come è potuto succedere? Imola è una piazza tranquilla. Assolutamente sì, ma io difficilmente faccio qualcosa tanto per fare. A Imola
il tifo non è assordante, insomma, non è silenzioso, presentissimo, e mi sono reso conto che alcune cose dette, che lì si sente tutto, condizionavano i miei giocatori in campo, soprattutto i più giovani, e mi riferisco ai terzini giovani che giocavano da quella parte sia il primo che il secondo tempo. Era 2 o 3 partite che sentivo dire che l'Imolese era diventata il Sestri Levante, e secondo me non era giusto, perché io stavo lottando e ho lottato fin dal primo giorno per far sì che si diventasse una squadra, non che ci sia chi ha portato Baldini, chi ha portato il direttore, chi era già qui, no. Noi dovevamo diventare una squadra in maniera assoluta. Venivamo da una settimana dove non era stato semplice, perché c'era stato, io non dico sempre la verità, delle incomprensioni tra me e la società, c'era state delle discussioni che hanno portato a essere quello che siamo ora. Quindi nell'arco di questi 4 mesi ci sono state tante cose che hanno fatto sì che poi si diventasse quelli che siamo ora. Ripeto, quelli che siamo ora non è che vinceranno tutte le partite da qui alla fine, però sono sicuro che chi andrà in campo in questo momento darà via il cuore per questa maglia, e dovevamo passare da questi passaggi. Non è stato sicuramente un sentire la pressione, è stato un accentrarmi forse la tensione, perché sono consapevole di poterla subire e di poterci vivere con questa tensione. I miei giocatori, Sanna, Martedì, Testoni, quelli che vengono dalle primavere, non erano in grado di subire una pressione, anche seppur da 3 persone, quindi me la sono presa e mi sono chiarito poi con loro, non è successo assolutamente niente, alla fine vogliamo tutte e due la solita cosa, sia i tifosi che io, e cioè riscrivere la storia del calcio a Imola e riportare l'Imolese dove merita, quindi l'obiettivo è il solito della società, della squadra, mio e dei tifosi, quindi però mi son preso carico di una tensione che non volevo lasciare ai giocatori. Il centennale nel 2019, perciò vorremmo arrivarci da professionisti. L'altra domanda velocemente è legata al passato, a un curriculum molto ampio naturalmente di Francesco Baldini, un po' l'abbiamo accennato ricordando Napoli, ma potrei dire Genoa, potrei dire Juventus, tanti allenatori, no? E allora ci sono Rico, Scoglio, Trapattoni, Marcello Lippi. Da tutti questi si può prendere qualcosa per il calcio moderno o fanno parte del passato? Per il calcio moderno che intende Baldini? Questa è una bella domanda. Di sicuro io ho preso qualcosa da tutti loro, perché sapevo fin da... Io sapevo che... Colomba, sono tantissimi. Non so come spiegarvelo, ma è la mia vita. Io sapevo che a 13 anni sarei arrivato in Serie A, e quindi io a 13 anni ho iniziato a lavorare, lo sottolineo, a lavorare per arrivare a giocare in Serie A. E per quello prima che ti ho detto, io non ci sono arrivato perché ero bravo, io sono arrivato perché ero ignorante, tosto, ero concentrato. Quindi mi è successo che da 24 anni in poi ho iniziato a scrivermi tutte le cose che facevo con gli allenatori, e sono documentate in quaderni scritti in brutta copia, quindi se un giorno ve li posso anche portare a far vedere. Quindi io a 24 anni avevo già deciso che avrei fatto l'allenatore, ho iniziato a scrivermi tutte le cose che mi davano fastidio, che mi piacevano, che non mi piacevano, che mi piacevano meno, ma anche le esercitazioni. E poi ci facevo i commenti sotto, quindi ho dei commenti degli allenamenti di Zeman in ritiro, per esempio, che non posso dire, però Zeman è stato un maestro, sì. Tanti di loro mi hanno lasciato tanto, però io penso che il calcio di ora sia cambiato, e gli allenatori che non hanno saputo andare dietro a questo cambiamento hanno rallentato molto la loro carriera, ci sono quelli invece che ci sono riusciti e la stanno continuando, però ho sentito un'intervista di Di Francesco a Sky dove diceva, dopo aver parlato di tante cose, non siamo neanche buoni a copiare, e io penso che un po' la presunzione ci freni nel copiare. Io vedo che il calcio sta andando in una direzione diversa, una direzione, mi viene da dire, poi dopo mi etichettano come, mi viene da dire che il calcio sta andando verso il calcio spagnolo,
verso il calcio che la Spagna propone da 10 anni. Noi invece ancora vogliamo, e noi che siamo italiani, quindi bravi sulla tattica in maniera clamorosa, potremmo ancora migliorarlo di più il calcio spagnolo. Bene, allora io voglio prendere il meglio del calcio spagnolo perché mi piace quel calcio lì, ognuno gli può piacere il calcio che vuole, uno gli piace palla lunga e pedalare e studierà per fare palla lunga e pedalare, a me mi piace quel calcio, studio quel calcio, però con la consapevolezza che sono italiano, quindi posso ancora migliorarlo quel calcio lì, perché se io ci metto la mia fase difensiva sul calcio propositivo spagnolo, ho creato qualcosa di importante. Ecco, io vorrei che gli allenatori ragionassero su questo modo qui, non semplicemente sul come se vince una partita, palla lunga, spizzata di te, no, secondo me il calcio deve migliorare tanto e l'intervista di Francesco a Sky la condivido in pieno perché parla di queste cose qui, cioè ci sono allenatori, una nuova generazione di allenatori che sta proponendo questo tipo di calcio, poi magari gli va male perché perde 7 partite di fila come l'allenatore che è andato a Palermo, De Zerbi. Ma io sposo tutta la vita De Zerbi che perde 7 partite ma va a Palermo e vuol fare un certo tipo di calcio, che chi si accontenta perché io devo vincere 3 partite perché sennò mi mandano via. Ecco, io preferisco essere mandato via come è successo l'anno scorso a Lucca, io preferisco essere mandato via o dare le dimissioni perché dicono no, gli allenatori non devono dare le dimissioni, no, gli allenatori possono anche dare le dimissioni perché io voglio essere mandato via con questo tipo di mentalità o questo modo di far calcio. Siamo in chiusura, Gigi, l'ultima domanda. Sangiovannese subito, secondo me sottovalutata almeno dalla classifica, è da non sottovalutare, poi big match, il match clou con Rovigo. Partita fondamentale perché se veramente siamo diventati quello che io ho detto finora è una partita che non dobbiamo sottovalutare perché c'è Delta Lentigione e può succedere qualsiasi cosa, perché la Sangiovannese ha cambiato allenatore e quindi ha voglia di far bene, ha cambiato molto, però ha tenuto l'attaccante che ha fatto 10 gol e che interessava anche a Limolese. Poteva venire qua. Quindi non è una partita semplice e da oggi inizieremo a prepararla. Grazie tantissimo a Francesco Baldini, grazie a Gigi Gravaglia, non andate via perché c'è la parte di pallacanestro tra pochissimo. Seconda parte del dopo partita, puntata numero 12, la prima del 2017, parliamo di pallacanestro naturalmente, torna a trovarci per la stampa del Corriere di Romagna, abbiamo Riccardo Rossi alla mia sinistra. Buonasera. E torna a trovarci dopo la prima puntata il general manager dell'Andrea Costa, Gabriele Foschi. Buonasera, ben ritrovato. Facciamo il punto dopo 2 giornate di campionato, anche se si è chiuso il girone di andata non per tutte. 2 giornate da 2 facce, poi ne parlerà Riccardo Rossi perché c'è stata la straordinaria vittoria nel derby a Forlì dell'Andrea Costa, poi la sconfitta casalinga nell'ultima giornata del 2016 per 69-85 contro Trieste al Palaruggi. Qui abbiamo appunto il quadro completo dei risultati, possiamo anche vedere la classifica che è molto deficitaria perché ci sono squadre che hanno ancora 13 partite giocate, non 15, come la Segafredo Virtus Bologna che ha 22 punti, Treviso è a 22 ma ha 14 partite giocate. Scendendo abbiamo Trieste 18 insieme a Piacenza, Ravenna e Mantova, 16 la Fortitudo con Roseto, più giù a 12 c'è l'Andrea Costa che ha già giocato tutto il suo girone di andata. 2 partite da 2 facce, Rossi, possiamo dire così? Sì, sicuramente da 2 risultati diversi, perché Imola Forlì ha vinto una partita fondamentale per la classifica non giocando bene, è stato un derby molto brutto, probabilmente anche per la tensione e il nervosismo della posta in palio, però Imola l'ha vinto, diciamo, dominandolo quasi dall'inizio alla fine, tranne un momento nel terzo quarto difficile in cui Forlì si era riavvicinata, è stato un successo meritatissimo. Difficile invece dare dei giudizi positivi per la partita con Trieste perché questa invece l'Andrea Costa l'ha vissuta sott'acqua dall'inizio alla fine e poteva essere veramente la partita secondo me che dava un po' l'indirizzo al campionato dell'Andrea Costa perché girare a 14 poi avere la prossima in casa Recanati
poteva voler dire forse fare una stagione tranquilla, invece direi che perdendo tra l'altro per l'ennesima volta contro una delle squadre che gli sono sopra, cioè nelle prime 8 posizioni della classifica, diciamo, secondo me l'Andrea Costa ha confermato che ci sarà da soffrire davvero fino all'ultima giornata per salvarsi e per evitare i play-out almeno. Sentiamo Foschi se in questa breve sintesi di Riccardo Rossi è d'accordo, è un Andrea Costa che dovrà soffrire fino alla fine. Più che altro mi auguro che questo non succeda, quindi abbiamo perso, partiamo dalla partita di Forlì, visto che abbiamo preso in esame queste due. La partita di Forlì era una partita difficile perché giocata sul campo di una squadra che aveva bisogno per forza di prendere sui 2 punti, siamo riusciti a portarla a casa, nonostante, è vero, non è stata una partita bella da vedere, però è stata sicuramente una partita con molto pathos, una partita difficile da giocare in un campo difficile, con tanta gente, caldo, e direi che lì abbiamo dato subito un'impronta alla partita, andando avanti e facendo vedere chi eravamo e cercando di fare in modo che il Palafiera non diventasse un fattore, ecco, perché il sesto uomo alla fine non è stato. Per quanto riguarda la partita con Piacenza, intanto c'è da dire che la giocavamo dopo 3 giorni, mentre loro con dopo Trieste. 6, con Trieste. La giocavamo dopo 3 giorni, è stata una partita complicata per alcuni giocatori. Prendo l'esempio di Maggioli ha pagato questo fatto di giocare dopo 3 giorni, non l'abbiamo avuto al meglio e Maggioli per noi è un giocatore molto importante. Borra non era al meglio, Con non c'era, ma non cerco scusanti, dico che Trieste arrivava sempre mezzo secondo prima di noi su tutto e alla fine eravamo riusciti con la caparbietà del nostro Ranuzzi, eravamo riusciti quasi ad agguantarla la partita. Poi vabbè, anche qui non voglio trovare come scusa, se prima non uso come scusa il fatto dei giocatori con problemi fisici, ora non uso come scusa il comportamento degli arbitri, dico solo che qualche fischiata è stata dubbia e lì forse meritavamo di perdere, ma non di perdere così largamente. La partita eravamo riusciti ad arrivare quasi a riprenderla e poi non ce l'abbiamo fatta, insomma. Ma può ancora cambiare in meglio il campionato di Andrea Costa con altri obiettivi? Perché l'obiettivo, detto già da alcuni mesi, da Domenicali, da tutti voi, è salviamoci con tranquillità. Ci si può aspettare qualcosa di più? Dunque, la zona playoff non è lontanissima. Abbiamo 8 partite fuori casa e 7 in casa delle 15 del girone di ritorno che ci rimane da giocare. Il livello è molto alto, a detta di tutti, quindi prima andiamo a prenderci nelle prossime 4 partite, giochiamo 3 in casa. Abbiamo Recanati, abbiamo Iesi e abbiamo Roseto. Questo sarà il vero crocevia, visto che sulle colonne del Corriere e del Carlino un po' dappertutto si parla di crocevia, ormai da ogni partita è un crocevia, però credo che questo mese sia veramente il crocevia. Avere 3 partite su 4 in casa, portare a casa 6 punti sarebbe andare a 18 e a 11 partite alla fine direi che la salvezza, poi possiamo pensare a qualche altro traguardo. Per adesso abbiamo Recanati a cui pensare. Recanati è una squadra in grande rilancio, perché nonostante abbia vinto solo una partita se l'è giocata è già da 3 volte, da quando c'è Sacco, che se la gioca anche con squadre molto più blasonate. La Virtus ad esempio ha perso di poco, ecco. Quindi direi che questo è il discorso. Anche in dicembre però noi, è vero, avevamo parlato anche con i tuoi colleghi Riccardo di crocevia, perché la gara Piacenza, Forlì e Trieste erano crocevia. Allora, diciamo una cosa, è chiaro che nello sport poi sono sempre le partite decisive, sempre crocevia, però secondo me quella con Trieste è il crocevia della stagione. Spiego perché. Trieste è arrivata a Imola che aveva 16 punti, media diciamo inglese che si calcola nel basket con partite perse in casa e vinte fuori era 0, cioè delle prime 8 era quella più vicina a Imola potenzialmente, guardando il calendario e tutto. Sul campo Trieste è apparsa superiore a Andrea Costa.
Adesso nel girone di ritorno, come diceva Foschi, ci saranno 7 partite in casa e 8 fuori, comunque nel gruppone delle 12 una salvezza tranquilla, vorrebbe dire che ne so, 3 giornate alla fine essere matematicamente salvi fuori dalla zona play-out, vorrebbe dire secondo me fare un girone di ritorno da 9 vinte e 6 perse che per come è andata la stagione almeno nella prima parte non è facilmente ipotizzabile, quindi secondo me ci sarà veramente da soffrire fino all'ultimo, anche perché perché nella prima parte non c'era la squadra di adesso, in salute, o meglio, so, però questo discorso cambia anche per le altre. Forlì che è una squadra in grandissima difficoltà, adesso ha cambiato allenatore e ha preso Valli. Chieti, che è un'altra squadra che comunque ha fatto stagione parallela a Imola, è una squadra che difficilmente molla, quando ne perde una in casa ne va a vincere una fuori. Udine, che sembrava in difficoltà, ha battuto Treviso e Fortitudo di fila, cioè nessuno ci sta ad arrendersi facilmente, quindi per me la partita con Trieste ha dato un po' il marchio della stagione, che non vuol dire che sia una stagione negativa, anzi la salvezza per quello che si è visto quest'anno sarebbe un ottimo traguardo, però sarà difficile togliersela prima di 2 o 3 giornate alla fine, me la vedo dura. Quindi c'è da aver paura anche di un Recanati, di un Forlì in questo momento, in un'eventuale rimonta? Adesso tutte stanno cercando di rimediare. Recanati ha preso Rasch, che è un ottimo giocatore, quindi tutte stanno cercando, Forlì sta cercando un esterno, perché Blackshear è praticamente virtualmente tagliato, quindi tutti stanno migliorando il loro roster, stanno tutti cercando di migliorare la qualità di gioco, chi non ha salute sta cercando di recuperarla. Noi abbiamo bisogno adesso di recuperare Con, che è un giocatore che per noi è molto importante. Poi vediamo, certo che trovarsi in difficoltà le ultime 3 giornate vorrebbe dire che la penultima in casa con Forlì e l'ultima Trieste. Trieste, se deve lottare per i playoff o per le prime 4 posizioni, sarebbe veramente difficile. Io spero e penso che possiamo avere le possibilità di insomma, salvarci un po' prima avere nel mese tranquillità. di gennaio. E magari nel mese di gennaio. Ma nel mese di gennaio vincere le 3 partite in casa sarebbe perfetto. Sì, anche perché quella in fuori, se non sbaglio, è a Bologna con la Virtus. Le 3 in casa sono con squadre che sono nostre, insomma, sono lì con noi in classifica. Ecco. Riccardo, con i tuoi colleghi nelle altre puntate abbiamo anche valutato un attimo la classifica, adesso è veritiera, Bologna e Treviso sono lassù. Inseguono il gruppone dove c'è anche questa Trieste, Piacenza, squadre che l'Andrea Costa ha visto proprio nelle ultime. Direi che è veritiera sicuramente, cioè 15 giornate, anche se non è completa per le cose che dicevi tu prima, cominciano ad essere una bella fetta di stagione. La Virtus è stata la squadra che ha avuto più continuità e quindi è giustamente prima. Tutte le altre, eccetto Treviso, hanno avuto degli alti e bassi, poi lo ricordiamo, questo è un campionato lunghissimo, i playoff spariglieranno tutto, quindi credo che soprattutto per chi vuole provare a vincere il campionato l'importante sia esserci dentro e poi dopo da maggio si giocherà un altro tipo di torneo. Bisogna anche vedere, l'anno scorso Brescia mi sembra a gennaio o massimo inizio febbraio con Promos, che fu poi decisivo per la sua promozione, quindi bisogna anche capire se sul mercato queste squadre faranno degli innesti decisivi, però insomma sicuramente da quello che si è visto finora Treviso e Bologna per il girone est hanno qualcosa in più rispetto alle altre. C'è qualcosa che manca secondo te all'Andrea Costa per aspirare ai playoff in questo momento? Sono veramente lontani? Sicuramente aver regalato 2 mesi e mezzo di campionato con un assetto sbagliato ha messo Andrea Costa in chiave playoff in una situazione di handicap che è difficile da sanare. Poi per il resto, ripeto, parlano i fatti, Imola nelle prime 8 ha battuto Ravenna e Fortitudo in casa, con le altre ha perso, molte delle quali in casa, quindi secondo me per questa stagione il livello playoff è superiore alle potenzialità dell'Andrea Costa, anche di quello attuale. C'è stato in società un momento
io ricordo una data anche di metà novembre, comunicati usciti e non usciti, Foschi le sa bene, non voglio rimarcare, dove non vi siete trovati d'accordo su quei primi 2 mesi, avete battuto i pugni sul tavolo. Ci sono delle discussioni normali, che sono discussioni che poi hanno portato comunque a fare cose che hanno portato il bene della società. Tutti cercano sempre di fare il bene dell'Andrea Costa, non c'è mai nessuno che cerca di farne il male. Poi le discussioni sono normali. Non c'è rammarico che quella discussione andava fatta il 10 di ottobre. Il 10 di agosto. Magari il 10 di agosto, però uno parte sbagliando all'inizio, poi però dopo 15 giorni, 3 partite, 4 partite si accorge. Diciamo che la cosa importante è essere riuscito a trovare un giocatore disponibile, di livello come Ubalek. Siamo stati dentro ai nostri parametri di costo, diciamo, per cui diciamo che speriamo di avviarci a concludere una stagione in cui ancora una volta Andrea Costa non dovrà soffrire, non dovrà chiedere denaro ai suoi soci, e quindi direi che questo è l'obiettivo. Che non è poco, anche perché il budget di Andrea Costa in queste squadre qui penso sia negli ultimi 2 o 3 posti. Ah sì, ci sono diciamo 3 fasce di budget in A2. Noi apparteniamo alla fascia di budget basso, che va dai 200 ai 250 mila euro di stipendi netti. Poi c'è una fascia media e una fascia alta. Diciamo che in questo momento la classifica rispecchia un po' questa fascia. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'impresa, ritorniamo un po' su quello che è il nostro standard, senza dimenticare però che io credo che stiamo lavorando bene e correggendo se ci sono stati delle mancanze o degli errori. Giorno dell'Epifania, si gioca in casa contro Recanati, abbiamo già detto, partita che deve avere un solo risultato, Riccardo. Sì, sul solo risultato, però condivido un po', non dico le preoccupazioni, però insomma l'attenzione che ha richiesto prima Foschi per questa partita, perché Recanati ha preso un allenatore, Sacco, che nelle ultime 2 o 3 stagioni li ha prima portati ai playoff e poi li ha salvati. Torna per la seconda volta da salvatore della patria ed è una squadra pericolosa. Ha vinto solo una partita, ma ne ha perse tante alla fine, anche in trasferta. Tra l'altro l'ultima a Ferrara con polemiche, anche in quel caso verso gli arbitri. Solito comunicato della società con il proprietario, presidente, che si lamenta del trattamento ricevuto, quindi è una partita a cui bollente. Poi c'è il derby, il 15 di gennaio. Esatto, c'è il 15 gennaio, quella è una partita invece che Imola può giocare, diciamo, a mente libera, e magari sarà un grosso vantaggio perché senza pressione o comunque giocando da sfavorite tante cose possono essere più facili. Però il girone di ritorno, prima abbiamo detto solo 7 partite, però tranne Treviso, vado un po' a memoria, non vorrei confondermi, sono tutte con squadre della propria fascia, quindi sono 6, diciamo un 6 su 7 da portare a casa, perché Imola ne ha già perse 5 a Ruggi, che sono tante, soprattutto per il tipo di ambiente e il tipo di fattore campo che ha. E quelle 6 partite secondo me saranno quelle decisive, essendo scontri diretti, poi quindi potenziali 2-0 con Chieti, Udine e Forlì, sono le partite per il discorso salvezza assolutamente decisive. E questo un po' il general manager ce l'ha detto Foschi. Per concludere, tornando proprio su Gabriele Foschi, mi chiedo, la squadra è consapevole, fa ancora gruppo? Perché i ragazzi che vengono qui settimanalmente mi hanno dimostrato grande unione di squadra, grande gruppo, grande volontà di fare bene in tutte le gare. Noi quando comunque scegliamo i giocatori, li scegliamo con queste caratteristiche. Difficilmente vedrete a Imola sotto questa gestione giocatori che creano problemi. Poi magari c'è il giocatore come Ranuzzi che ci tiene troppo, però questo è in chiave positiva. Il gruppo è comunque una costante creata in primis dalla società, ma soprattutto dall'allenatore. Credo che sul gruppo non ci siano dubbi. Adesso ci sono problemi, non dubbi, problemi sulla salute dei giocatori. In primis su Con, dobbiamo vedere questa lesione
non cos'è, abbiamo capito che cos'è, quanto tempo ci serve per rimetterlo in campo. Io credo che con Recanati sia abbastanza azzardato provare a pensare di rimetterlo in campo. Con la Virtus io per il 15 di gennaio credo di poter dire ci sono buone possibilità, ecco. Comunque nel gruppo rimangono tutti, almeno io ho letto così. Sì. No, il gruppo rimangono tutti, Ubale che è confermato fino alla fine della stagione, e quindi da questo punto di vista qui non ci sono problemi. Bene, grazie per averci seguito anche oggi il dopo partita. Ringrazio Riccardo Rossi, sempre disponibile a partecipare, sempre attento nelle sue cronache nelle Corriere Romagna, e grazie naturalmente al general manager Gabriele Forti. Grazie a voi, grazie per l'aiuto, l'assistenza, la collaborazione, l'occhio di riguardo che avete per Andrea Costa. Buon lavoro, buona serata.